Edoardo Granello, allenatore della BDL Minimotor Correggio, vittoria 5-4 contro l'Azzurra Hockey Novara, capolista del girone A del campionato di Serie 2. È la vittoria più bella per Edoardo Granello da quando è in Italia? Non lo so, è stata una partita molto tosta, non lo so se è più bella sicuramente quando si vince alguna cosa, no? Però dopo di 5 partite e di fare quasi 2 mesi da non vincere, sì, è bello tornare a vincere e soprattutto contro il capolista, una squadra fatta per salire, è bello, sì. Ecco, Edu, facciamo un'analisi della partita, perché primo tempo Azzurra Novara in vantaggio 3-1, gara equilibrata, però l'Azzurra Novara aveva comunque in mano il controllo della partita per via della sua esperienza. Questo è il mio parere, poi mi direi chiaramente il tuo. Nel secondo tempo, nella prima metà del secondo tempo, abbiamo visto un'Azzurra Novara anche in quel caso pronta a cercare il gol del 4-1, lo ha sfiorato, poi è arrivato il gol del 3-2 e da quel momento lì è iniziata tutta un'altra partita, perché la BDL Minimotor Correggio da quel momento abbiamo visto tutta un'altra fiducia, secondo me. È stato quello scatto, è stato il gol di Alessio Caroli, secondo te, a cambiare la partita oppure no? Sì, sicuro perché è stato così, no? Noi abbiamo fatto anche in altre partite il momento quello di fare il gol per te e lo prendi e cambia tutta la partita. Oggi noi sicuramente il terzo gol non lo meritavamo, mancavano 10 secondi, i ragazzi hanno visto che era l'opportunità di andare a porta, abbiamo sbagliato, contropiedi, si fa un passaggio male, Brusa fa un controllo così quasi da schiena, tira che non fa un gran tiro, passa in un buco piccolissimo del gambale di Ciccio e gol. Noi questa fortuna non l'abbiamo sempre, è stato un 1-3 che sembrava che siamo quasi morti, però l'abbiamo parlato nello spogliatoio, dobbiamo cercare di non mollare mai e di continuare a lavorare perché questa è la strada, non c'è un'altra. E ieri è successo Scandiano-Modena, era 1-3 per Scandiano, ha girato la partita a Modena e questo è successo oggi. Sicuramente che se loro fanno i 2 rigori la partita cambia, no? Però questo è lo sport, è così, la differenza è mettere le palline dentro della porta. Una squadra, quella correggese, che non aveva Diego Casari, eppure dal punto di vista realizzativo Correggio ha risposto, quindi anche questa è una buona notizia che la BDL Minimotor Correggio ed Edoardo Granello portano a casa. Sì, sicuramente senza Diego abbiamo fatto gol. Oggi e anche a Breganze abbiamo fatto gol, dopo contro Vasano abbiamo fatto 3 gol. Sì, è chiaro che Diego magari è un giocatore con più esperienza, più minutaggio qua in A2, fa tantissimi gol, quasi fa un gol per partita e questo è chiaro che la squadra lo sente. Però sì, abbiamo fatto un passo avanti, tutti i giocatori che magari non giocavano tanto, come Amatuli che non aveva quel minutaggio perché non aveva quella sensazione buona nel gioco, e Manu ha fatto anche un passo avanti, Edo ha cambiato un po' il suo ruolo di gioco, questo è stato così, sì, fa fatica a giocare senza Diego, però dobbiamo fare un passo avanti perché non c'è un'altra e si deve continuare. Grazie Edoardo Granello, un bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi.